Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli del telegiornale. La strage Borsellino, dietro i rapporti mafia-appalti, ritrovati in procura a Palermo i brogliacci sulle intercettazioni dell'inchiesta. Catania, chili di droga trasportati in un tir, arrestato un 30enne campano, sequestrati 64 chili di stupefacenti. Grosso incendio nello stabilimento Ecomac ad Augusta, una nube nera si è alzata nel cielo del Siracusano a bruciare rifiuti e plastica. Paura per il rischio diossina, i sindaci della popolazione, restate a casa. Condannato a 8 anni un ministrante della parrocchia salesiana di Gela, un altro caso di abusi su minori che scuote la diocesi di Piazza Armerina. Catania aumenta la povertà, 15.000 interventi della Caritas in un anno, la maggior parte dei bisognosi sono siciliani. L'arcivescovo Renna dice occorrono anche altri aiuti. Al via la stagione dei saldi, il caldo non incoraggia gli acquisti seppure con prezzi scontati, una spinta alle vendite viene dai tanti turisti che affollano l'isola. Calciomercato, delusione a Catania per l'addio di Inglese ai colori rossazzurri, società a caccia di 2 attaccanti. Ben trovati, sono stati ritrovati i brogliacci delle intercettazioni nell'inchiesta mafia appalti che secondo alcuni sarebbe il vero movente della strage di Via D'Amelio, costata la vita al giudice Paolo Borsellino. Erano da 30 anni in procura. Il servizio di Manlio Viola. 33 anni in un armadio della procura di Palermo senza che alcuno sapesse cosa fossero. Sono le bobine delle intercettazioni a carico di presunti mafiosi Antonio Buscemi e Francesco Bonura, dell'imprenditore e politico Ernesto Di Fresco, dei vertici del gruppo industriale Ferruzzi, gli imprenditori Raul Gardini, Lorenzo Panzavolta e Giovanni Bini. Si tratta di intercettazioni ritenute irrilevanti dalla procura in quegli anni e per le quali era stato emesso un ordine di distruzione. In un'altra stanza, a terra, ancora dentro 4 buste gialle con i sigilli della Guardia di Finanza, c'erano i brogliacci di quelle intercettazioni. A trovarli è stata sempre la Guardia di Finanza, ricostruendo il lavoro di quegli anni nell'ambito di una inchiesta della Procura di Caltanissetta, secondo la quale il vero motivo della strage di Via D'Amelio, che il 19 luglio del 92 costò la vita a Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, andrebbe ricercata proprio in quella inchiesta che venne insabbiata. Il ritrovamento è arrivato al termine di ricerche durate più di 2 anni e che hanno comportato la consultazione di 2000 faldoni con centinaia di migliaia di pagine di documenti. I PM nisseni mesi fa hanno iscritto nel registro degli indagati per favoreggiamento a Cosa Nostra l'ex pubblico ministero antimafia di Palermo Gioacchino Natoli e l'ex procuratore Giuseppe Pignatone. L'ipotesi formulata era che Natoli, su input di Pignatone e dell'allora capo della procura Pietro Giammanco, ormai deceduto, avesse ordinato la distruzione delle intercettazioni e dei brollacci dell'inchiesta nel tentativo di affossare gli accertamenti sul costruttore. La difesa dell'ex PM però dimostrò che in realtà quella della distruzione era un provvedimento prestampato che all'epoca veniva usato in tutti questi casi. Ma l'ordine di distruzione non fu mai eseguito e adesso il ritrovamento dei brogliacci consentirà alla magistratura nissena di capire se quelle intercettazioni fossero in realtà molto rilevanti. I membri azzurri della commissione antimafia guidati da Maurizio Gasparri oggi chiedono di poter leggere quei brogliacci nell'ambito dell'indagine proprio dell'antimafia nazionale su questi misteri d'Italia. E veniamo alla cronaca. A Catania sequestrati 60 kg di cocaina, arrestato un 30enne campano che trasportava la droga all'interno di un tir. Ma sentiamo Desiree Ferlito. I finanzieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato un 30enne campano che a bordo di un tir era intento al trasporto di circa 64 kg di cocaina nella zona industriale di Catania. Fermato per un controllo dei documenti di identificazione della merce trasportata, la reazione nervosa del guidatore ha convinto le fiamme gialle a effettuare una perquisizione più approfondita. All'interno del semirimorchio, abilmente occultati tra il fondo e le pedane della merce, sono stati rinvenuti 2 borsoni contenenti 64 kg di cocaina, mentre all'interno del cassettino portaoggetti è stato rinvenuto 1 grammo di narcotico del tipo hashish e 800 euro in contanti. La cocaina era destinata probabilmente a rifornire le piazze di spaccio della provincia etnea, qualora messo in commercio avrebbe fruttato proventi illeciti per oltre 13 milioni di euro.
Il Tribunale di Catania ha disposto l'arresto per l'uomo che è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza. Una grossa nube nera ha invaso il cielo nel Siracusano, un incendio è divampato nello stabilimento Ecomac di Augusta, in fiamme rifiuti e soprattutto la plastica, impegnati i vigili del fuoco e la protezione civile. La stessa situazione era accaduta nel 2022 e così è scattata la paura diossina. Francesco Aloi. Questa è la nube di fumo visibile anche da Catania e Siracusa, ad andare in fiamme lo stabilimento Ecomac di Augusta. Qui si smaltiscono rifiuti speciali non pericolosi. Le balle di plastica compattata sono quelle che bruciano di più. Spegnerle è difficilissimo. Non sono bastate ore e ore di intervento di vigili del fuoco e protezione civile. Sui social le immagini fanno il giro del mondo e la paura diossina corre veloce. Non è la prima volta che un incendio del genere si sviluppa nella stessa azienda. Queste sono le immagini del 2022. Restate a casa è l'appello dei sindaci. È un fatto grave che non può passare inosservato e su cui chiederemo massime spiegazioni e analisi di ciò che è accaduto. Nel frattempo ora è il momento di stare vicino ai vigili del fuoco che stanno facendo di tutto per domarlo e porre condizioni di sicurezza per tutta la popolazione. Intanto dall'ARPA si attendono i campionamenti sulla qualità dell'aria. E come ogni anno nei mesi estivi lungo la fascia trasformata del Ragusano tornano le fumarole, cioè residui di lavorazione serricola dati a fuoco illegalmente. Tra le soluzioni adottate per prevenire il fenomeno anche l'uso di droni. Veronica Barberino. Residui vegetali, plastica, lacci, teli e contenitori di fitofarmaci dati al fuoco. Non è insolito nei mesi estivi lungo la fascia trasformata del Ragusano trovarsi dinanzi alle cosiddette fumarole, roghe illegali che appestano l'aria. Finita la produzione serricola, infatti, molte aziende per lo smaltimento dei rifiuti vedono nella combustione una soluzione rapida e a basso costo, un problema principalmente di natura economica e culturale che istituzioni e cittadini tendono a combattere. Noi abbiamo collaborato a sensibilizzare gli agricoltori, ma non basta. Bisogna portare ordine nel caos delle informazioni sullo smaltimento dei rifiuti agricoli. La fratta, per esempio, è un insieme di residui vegetali che di per sé sarebbe compostabile, ma quando viene estirpata assieme ai tutori in plastica diventa un rifiuto speciale che non può essere smaltito neanche a Contrada Perciata. Il sito di smaltimento di Contrada Perciata a Vittoria per il conferimento gratuito degli scarti vegetali e i costanti controlli non bastano ad attenuare il fenomeno. Adesso, tra le soluzioni messe in campo, il libero consorzio comunale di Ragusa aggiunge l'uso di droni per individuare pire di rifiuti indifferenziati pronti per il rogo. 40 le aziende tra Cate e Ispica segnalate dal comando della polizia provinciale e chi continua a ignorare le regole, fanno sapere dalla provincia, sarà perseguito con ogni strumento legale. Un altro caso di abusi sui minori in chiesa, questo fatto scuote ulteriormente la diocesi di Piazza Armerina. Non si tratta di un prete ma di un laico, un ex ministrante della parrocchia salesiana di Gela, condannato a 8 anni. Gerry Italia. Un'altra condanna per abusi sessuali su minori nella diocesi di Piazza Armerina, già travolta da scandali e processi. Questa volta sotto accusa non c'è un sacerdote, ma un ex ministrante della parrocchia salesiana di Gela. L'uomo è stato riconosciuto colpevole dalla Corte d'Assise di Caltanissetta. 8 anni di reclusione per aver abusato di una ragazza minorenne, approfittando dell'ambiente protetto della chiesa per isolarsi con lei in una delle stanze. I fatti sono emersi anni dopo, quando la vittima, ormai maggiorenne, ha trovato il coraggio di denunciare, accompagnata dai genitori. Il pubblico ministero aveva chiesto 12 anni e mezzo. La Corte ha ridotto, ma ha confermato la piena responsabilità. Il risarcimento è stato riconosciuto, ma a inquietare ciò che è emerso in aula. L'uomo era già stato segnalato e allontanato, poi inspiegabilmente riammesso. Una gestione opaca che si va ad aggiungere agli altri procedimenti in corso, quello che ha visto la condanna in appello per abusi di Don Rugolo e quello che vede imputati per falsa testimonianza il vescovo Rosario Gisana e il vicario giudiziale Don Vincenzo Murgano. Intanto la diocesi rompe il silenzio, annuncia una condanna canonica
Giulia Perrugolo e ribadisce in una nota la vicinanza alle vittime e invita chi ha subito abusi a rivolgersi agli organismi ecclesiastici. Ma Antonio Messina, l'archeologo che ha denunciato il prete ennese condannato in appello a 3 anni, denuncia: il vescovo era a conoscenza di altri abusi e non ha fatto nulla. Altro che vicinanza, dice. In aula hanno provato a screditarmi. Se vuole davvero stare dalla parte delle vittime, lo dimostri nel processo che lo attende. Anche il suo legale, l'avvocata Eleanna Parasiliti, avverte: la diocesi non è ancora stata scagionata, potrà rispondere in sede civile e il giudizio della Corte sul comportamento del vescovo rimane grave. Un'inchiesta che non si chiude con le sentenze, ma apre nuovi interrogativi e nuove ferite. Adesso cambiamo decisamente pagina. A Catania, predatori scatenati nel polo comunale di via Zurria. L'area è divenuta parcheggio notturno, ostaggio della criminalità. Tonino De Mana. Grondaie, chiusini, motori dei condizionatori e ferraia varia. Negli uffici comunali di via Zurria a Catania si ruba di tutto e si depreda di tutto. A lanciare l'allarme sull'emergenza criminalità è direttamente la Nuoto Catania, che gestisce l'impianto sportivo e che, nelle ore serali, diventa spettatrice di ignobili atti criminosi. Abbiamo trovato delle armi, abbiamo trovato della droga, troviamo continuamente merce che è stata rubata ai vari turisti all'interno della città e non mancano, ahimè, i posteggiatori abusivi. Le botole che vi mostriamo sono servite per depositare portafogli, borse ed oggetti scippati o rubati dalle auto in sosta. La pedonalizzazione del Castello Orsino ha indotto l'amministrazione comunale a trovare e reperire proprio in via Zurria 67 un'area di parcheggio dalle 23 alle 2 di notte. Da quel momento sbarralzata e accesso libero anche ai delinquenti. La chiusura dei cancelli sicuramente sarebbe una soluzione, come lo è stato tempo addietro. Ci affidiamo al sindaco per per trovare una soluzione. La vigilanza resta l'unica soluzione, ma il comune riuscirà a garantire i controlli? A Catania ieri la marcia e la parata colorata per il Pride 2025 ha preso il via da piazza Cavour, snodandosi lungo via Etnea per poi concludersi a piazza Teatro Massimo. A sfilare per le vie del centro anche Jojo Majerskik, la militante ungherese portavoce del Budapest Pride, che è stata ospite d'onore della manifestazione e che sentiamo in questa intervista. L'importanza dei Pride oggi più che mai è importante in Europa. Io vengo da Budapest, dove quest'anno il governo ha boicottato con una legge rendendo di fatto illegali i Pride in Europa, e tuttora stiamo combattendo contro quelle che sono le rappresaglie che continuano, e non dobbiamo fermarci, non dobbiamo interrompere la nostra battaglia dei diritti. Dopo giorni di silenzio, il commissario regionale di Fratelli d'Italia in Sicilia, Luca Sbardella, interviene sull'inchiesta della Procura di Palermo, che ha iscritto nel registro degli indagati per corruzione il presidente dell'Assemblea siciliana Gaetano Galvagno e l'assessore regionale al turismo Elvira Amata. Ecco, vediamo Sbardella che dichiara a livello nazionale: stiamo studiando il caso che coinvolge Gaetano Galvagno ed Elvira Amata. Girano carte in maniera non regolare. Questo genera tristezza. Stiamo cercando, aggiunge, di capire i fatti. Non vogliamo sostituirci ai giudici che cercano i reati. Noi valutiamo i comportamenti anche se non si configurano reati. Siamo rigorosi e non facciamo sconti. Se avessimo un quadro certo, prosegue Sbardella, come partito potremmo prendere decisioni anche prima delle decisioni della Procura. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi ci occuperemo del desolante report della Caritas. A tra poco. Tornati in studio, il settimo report della Caritas fotografa una città di Catania in difficoltà. Il 51% di chi chiede aiuto è italiano. Nel 2024 oltre 4.000 gli interventi in più rispetto al 2023. Sentiamo il servizio.
350 persone al giorno all'Help Center della Caritas di Catania. Il 51% di chi chiede sostegno è italiano. Nel 2024 garantiti ben 4.000 interventi in più rispetto all'anno precedente. Sono i numeri del 7° report della Caritas che fotografa una situazione allarmante. I nuovi poveri parlano italiano, spesso sono disoccupati oppure alle prese con dipendenze, povertà abitativa, separazioni e problemi giudiziari. Per tutti c'è il supporto dell'Help Center che garantisce 2 pasti al giorno, colazione e cena, ma anche vestiario, alimenti per l'infanzia e, perché no, ascolto. Non si tratta semplicemente di mettere un pane nelle mani delle persone, ma anche di creare con loro delle relazioni, di incrociare i nostri sguardi con queste persone, ed è quello che si cerca di fare continuamente. Abbiamo bisogno di sviluppare altri progetti, soprattutto il progetto del dormitorio. Un cuore che vede dove c'è bisogno di amore, come ribadisce Don Nuccio Puglisi. Insieme a coloro che manifestano un disagio ci sono anche tante altre persone che sono pronte in qualche modo, con la loro generosità, la loro disponibilità, ad ammortizzarlo, e questo avviene attraverso tutti i servizi che non solo Caritas ma anche tutte le altre associazioni presenti sul territorio garantiscono ogni giorno. Importante anche l'iniziativa del microcredito sociale Mi fido di noi, con prestiti a tasso agevolato. E sono iniziati ieri i saldi, una partenza però rallentata per il forte caldo e quindi poca voglia di uscire per gli acquisti e tanta di mare da parte dei siciliani. A Palermo e Catania si cercano le prime occasioni. Marco Gullà. Shopping o mare? Questo è il dilemma. Nel primo giorno dei saldi, il grande caldo che avvolge la Sicilia potrebbe rallentare la partenza. Qui siamo in via Ruggero VII a Palermo. C'è già chi vuole approfittare delle prime occasioni. Abbiamo iniziato piano piano, diciamo abbordabili. Abbiamo un budget preciso, quindi vediamo un pochettino cosa ci interessa e poi magari poter fare, diciamo, delle buone spese. Secondo le stime dell'ufficio studi Confcommercio, la spesa media per nucleo familiare si attesterà intorno ai 155 euro, in linea con i 160 euro dello scorso anno, generando un giro d'affari complessivo di circa 280 milioni di euro. L'acquisto medio pro capite in Sicilia è stimato intorno ai 75 euro. I saldi estivi sono una grande occasione, possono dare ossigeno alle imprese, spingere i consumi e orientare al meglio la prossima stagione primavera-estate 2026. Una spinta al commercio estivo la potrebbero dare i tanti turisti che arriveranno nell'isola in queste settimane. Qui siamo a Catania, in via Etnea, discreta affluenza sin dalle prime ore del giorno. Quello che è rimasto nel portafoglio, sui 100-150. Cosa comprerai? Da vestire, borse e scarpe. Bisogna fare attenzione perché non conoscendo i prezzi, poi cambiano il prezzo, cambiano i cartellini, quindi bisogna stare molto attenti. 30% di sconto per un costume secondo me va bene. Ora si può andare a mare? No, ora devo andare a lavoro in realtà, quindi spero di fare lo stesso, che vengano tanti clienti anche nel mio di negozio. Ci fermiamo per un'altra pausa e poi sarà il momento del calcio. Siamo al calcio, per il Palermo mancano solo i dettagli per il trasferimento del laterale Salvatore Elia. La prossima settimana sarà decisiva. Marco Gullà. Ormai tutto fatto, Salvatore Elia si avvicina al Palermo. L'esterno infatti ha scelto il rosanero e il Palermo, spinto dalla volontà di Filippo Inzaghi, ha deciso di puntare forte su di lui. La trattativa è ben avviata, ma restano ancora alcuni dettagli da sistemare prima della fumata bianca. Lo Spezia chiede circa 2 milioni di euro, bonus inclusi, ma la cifra potrebbe essere limata. Il contratto con il Palermo è già pronto, un triennale che garantirà a Elia un aumento di circa 250.000 euro a stagione rispetto all'ingaggio che invece percepiva in Liguria. Il Venezia ha provato a inserirsi all'ultimo, ma il calciatore non ha avuto dubbi. Il richiamo della Sicilia è stato più forte di tutto. Capitolo portieri, l'obiettivo primario del Palermo resta Emil Laudero, che la società vorrebbe riportare in rosanero dopo l'esperienza positiva della scorsa stagione. Tuttavia la trattativa si presenta tutt'altro che semplice. Il Como non ha intenzione di svendere il giocatore e non è disposto a fare sconti, mentre lo stipendio percepito da Laudero è da calciatore di Serie A. E allora la soluzione potrebbe essere in casa, con Gomis che sarà valutato in ritiro assieme a De Planche. E veniamo alla Serie C. Il Catania, dopo la scelta di Inglese che si è accordato con la Salernitana, è costretta a ricostruire l'attacco. In difesa in arrivo Pieraccini. La prossima settimana la campagna abbonamenti. Marco Carli.
Catania è il day after dell'addio di Inglese, con le inevitabili polemiche nei confronti della società in primis, ma anche per alcuni per la scelta del giocatore. Sta di fatto che Inglese adesso è alla Salernitana dell'ex DS Faggiano, che in attacco ha preso anche Ferrari. Confronto al momento impari con un reparto avanzato rossazzurro da ricostruire. I tifosi, orfani del bomber dell'ultima stagione, sono inevitabilmente delusi. La società attende. L'investimento che sarebbe servito per Inglese sarà dirottato ovviamente su altri. Di certo servono almeno 2 punti di livello e una valida alternativa. La domanda è perché non si è provato prima a mantenere in organico l'ex numero 9 durante la stagione. L'ultimo infortunio evidentemente ha fatto venire dei dubbi, svaniti poi con la formulazione della nuova proposta, rivista e corretta a rialzo in seguito. Il finale è stato scritto e il Catania adesso, in vista del ritiro e con le rassicurazioni date a Toscano, deve dare seguito alla volontà di regalargli una rosa all'altezza, con innesti che per l'11 titolare adesso aumentano di numero, anche nel caso in cui Anastasio dovesse, come appare probabile, lasciare la squadra. Molto vicino Pieraccini per la difesa. Arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto per gli etnei. Maffei per Alta verso il Trento. La prossima settimana sarebbe previsto il lancio della campagna abbonamenti. Già lanciata invece dal Trapani, il club del presidente Antonini, come sempre è successo nelle varie finestre di mercato, è iperattivo. Dall'apertura ufficiale delle operazioni si succedono 2 o 3 colpi al giorno. La Sorsa, Pedrini e Giron sono gli ultimi, ma ne arriveranno altri. Sondato Battistini del Lecco. Ritmi più compassati, come ovvio che sia, in casa della matricola Siracusa, che con il presidente Ricci e il mister Turati vuole dare seguito al progetto. Il nuovo DS Laneri darà a breve l'impulso al mercato, ipotesi possibile, giovani di valore in avvio e qualche colpo nella parte finale del mercato. E con questo servizio finisce Sicilia 24 per questa edizione. È tutto, vi do appuntamento alle 14 e vi lascio adesso con la rassegna stampa curata da Luca Ciliberti. A tutti una buona domenica.